La par condicio è disciplinata dalla legge 28 del 2000, quindi da una legge del 2000 che ormai ha 25 anni di età. E in un mondo come quello attuale, dove i media e i social crescono giorno dopo giorno e si innovano giorno dopo giorno, noi riteniamo che la normativa che disciplina appunto il periodo di par condicio sia ormai vetusta e necessiti di un cambiamento. Perché questo? Perché la disciplina della legge dettata dalla legge 28 del 2000 va a disciplinare solo i mass media tradizionali, quindi non disciplina quelli che sono i nuovi media. E ben sappiamo che oggi le campagne elettorali o referendarie si svolgono principalmente sui nuovi media, quindi Facebook, Instagram, eccetera, sui social network che, lo ribadisco, oggi non hanno alcuna disciplina normativa. L'unica fonte, diciamo, di attendibilità che hanno i nuovi media è quella di una campagna di sensibilizzazione che viene fatta da Agicom ogni anno per cercare di ricondurli a dei limiti ben precisi. Quindi i nuovi social oggi non sono normati ed è proprio su questo punto che il Corecom, in particolare il Corecom Veneto, da anni sta chiedendo che si faccia una riforma legislativa in tal senso.